Bentrovati a questo nuovo appuntamento con il lavoro a 360 gradi. Oggi dedichiamo la puntata al 16° Forum Borsa del Placement. Di che cosa si tratta? Ne abbiamo parlato con il presidente di Fondazione Emblema, Tommaso Aiello. Tante aziende e tante università come sempre, avremo in questi giorni più di 50 imprese che vengono da tutta Italia e una trentina di università che vengono da 16 regioni. Quindi siamo a Verona, ma è un evento che si conferma come sempre più di carattere nazionale. Abbiamo voluto raccontare il rapporto che c'è fra il lavorare da casa, lo smart working, e il lavorare in ufficio, quindi il team working, soprattutto sui neolaureati. Quindi non ci interessa fare una fotografia del mondo del lavoro, ma capire come si fa ad aiutare i ragazzi a comprendere le dinamiche del lavoro, le dinamiche dell'ufficio, per poi poterle portare a casa e magari fare un pezzo di quello che devono fare da remoto. Attività come la borsa del placement come devono cambiare per restare al passo con i tempi? In realtà forse siamo già cambiati per tempo, se consideriamo che noi abbiamo fatto la prima fiera virtuale nel 2008, quando ancora non c'erano strumenti come Skype, ci siamo portati avanti, abbiamo organizzato i primi videocolloqui in quegli anni lì, adesso la Virtual Fair è arrivata alla 25esima edizione. Tanti webinar, tanti incontri da remoto fra aziende e candidati, quindi credo che l'adattamento è poco, semmai il tema è capire da sistemi che erano quasi interamente on-site, sui territori, in presenza, a sistemi che sono stati quasi interamente online, quale deve essere l'equilibrio. La vera scommessa è trovare un equilibrio fra l'essere in presenza e l'essere da remoto. Continuiamo a parlare di aziende, di imprese, di mondo del lavoro che cambia grazie ad un progetto che si chiama Innovi e lo andiamo a conoscere sempre assieme al presidente di Fondazione Emblema, Tommaso Aiello. Duplice obiettivo, parlare di autoimprenditoria al femminile, e quindi avremo a Vicenza per 6 mesi 11 team a prevalenza femminile, e il secondo è dimostrare che si può fare accelerazione di imprese, quindi aiutare le giovani imprese senza costringerle ad andare in un luogo. Quindi il fatto che avremo team provenienti da 7 regioni diverse, che però verranno poco a Vicenza e potranno continuare a implementare la loro impresa sul territorio, crediamo che possa essere un valore aggiunto per il progetto, ma anche un modello utile per i tanti progetti sull'innovazione che stanno nascendo in Italia. C'è ancora bisogno di parlare di impresa al femminile, quindi spingere l'impresa al femminile? C'è bisogno di aiutare le imprese al femminile, che è una cosa un po' diversa, cioè le statistiche dicono che le giovani imprenditrici sono di più dei giovani imprenditori, ma le donne che hanno ruoli di responsabilità nelle imprese sono molto di meno. Allora quello che serve probabilmente non è il primo passo, ma appunto un percorso di accelerazione, aiutarle a crescere con dinamiche che sono tipiche del mondo femminile. Moltissime aziende, università e stakeholder alla 16° Borsa del Placement. Abbiamo voluto ascoltare la presidente Giovani Imprenditori di Verona, Valentina Gagliardo. I dati sono molto positivi, perché comunque vuol dire che qualcosa è cambiato. I dati che hanno presentato oggi appunto sono di una nicchia secondo me molto avanzata, perché parla di una modalità ibrida di lavoro, di collaborazione, che purtroppo non in tutte le aziende è già una presenza. Diciamo che già nel 2017 con l'introduzione del lavoro agile, con la legge 81, qualcosa si era iniziato a fare, però non tutti erano prontissimi. Il 2020 ci ha velocizzato. Che dire, cosa deve cambiare? Dal punto di vista dei ragazzi, cioè ragazzi, chi decide di approcciarsi al mondo del lavoro, capire che il mondo che gli viene raccontato dai propri parenti e genitori non esiste più, è completamente cambiato. Dall'altra parte le imprese hanno l'obbligo di ascoltare cosa c'è adesso, cioè il fatto che il valore dello smart working piuttosto che il work-life balance, come viene detto, è un valore importante, va proprio ascoltato, come sapere e capire e trovare il modo più che altro di innovare il proprio lavoro e le proprie, per quanto possibile ovviamente, perché per quanto riguarda le industrie, le imprese produttive, ci rendiamo conto che non è sempre possibile, però si può provare a smettere di dire abbiamo sempre fatto così.
Nella prima giornata della Borsa del Placement è presentata una survey che ha visto coinvolte 254 aziende. Ne parliamo con la dottoressa Paino. Tante le aziende che ci hanno risposto del nostro network, un dato che sicuramente emerge: solo il 4% in questi anni di pandemia non ha utilizzato lo smart working perché non aveva strumenti. Questo vuol dire che l'altro 96% di aziende aveva degli strumenti per utilizzare già lo smart working, molti lo facevano ancora prima della pandemia, quindi sicuramente un campione privilegiato il nostro, perché ha già messo in campo tutta una serie di competenze per poter rispondere poi al tema specifico della survey. Nonostante ciò continuano a dirci, soprattutto il 75% di queste continua a dirci: siamo già pronti, sono strumenti che utilizziamo da tanto, però per questo target specifico di neolaureati la forma ibrida è quella che ci interessa di più, perché appunto il team e la comunicazione è importante. A discutere su questa survey che ha visto coinvolte, 254 aziende, anche Rita Chiesa, professoressa associata dell'Università di Bologna. Sì, sicuramente la pandemia ha accelerato dei cambiamenti già in atto e dobbiamo in qualche modo prepararci adattarci a questo smart working, ovvero un lavoro da remoto che ci richiede nuove competenze. Quindi diciamo che come psicologa del lavoro cerco di anticipare ai ragazzi quelle che saranno le competenze necessarie per sviluppare un lavoro che li soddisfi e che soddisfi ovviamente l'azienda. Si parla di competenze necessarie, ma quando si parla di anche competenze nuove, di che cosa si tratta? A cosa si fa riferimento, se vogliamo fare un esempio pratico? Si parla tanto di soft skills, come quelle competenze che non sono conoscenze tecniche, ma sono più dovute al saper essere, diciamo noi, quindi saper essere insieme agli altri, saper affrontare un problema, ma dicevamo anche oggi nella nostra chiacchierata, essere pronti sempre ad imparare, quindi una mente aperta e sapere che non si smetterà mai di imparare. L'approccio relazionale quanto diventa importante nel lavoro e quanto questa tipologia di approccio al lavoro, quindi lo smart working, può limitare questa, diciamo, il fatto della condivisione. Per tanto tempo abbiamo detto ai ragazzi che le competenze relazionali fanno la differenza, quindi se sono un bravo ingegnere ma non so lavorare in gruppo non sarò accettato e di successo come viceversa. È chiaro che saper lavorare in gruppo a distanza ci chiede competenze nuove, forse competenze da parte di chi ci coordina come leader, ma sicuramente anche da parte nostra come collaboratori. In questi ultimi 2 anni si è parlato di DAD e di formazione a distanza, con qualche perplessità e qualche linea d'ombra. Ora si parla di smart working. Sono più i vantaggi o gli svantaggi anche in questo tipo di approccio professionale? Ma io penso di sì, penso ad esempio alla gestione dei conflitti. Banalmente, se litigo con un collega anche per una banalità e poi, come ci dicevamo prima, posso berci un caffè, le cose si stemperano prima. Se devo gestire la rielaborazione di un conflitto online diventa secondo me molto più complesso. Una survey che abbiamo commentato insieme anche a Valentina Tosetti, Global People Developer di Bracco, alla quale abbiamo chiesto come è cambiato il mondo del lavoro nella sua azienda e come cambierà nei prossimi anni. Il cambiamento del mondo del lavoro e delle modalità con cui accogliamo i nuovi ingressi al lavoro, diciamo, ci ha posto davanti ad alcune sfide. La principale, quella che a me piace definire come accogliamo queste persone, quindi la principale è l'accoglienza, come ripensare all'accoglienza, e sull'accoglienza 3 sono le tematiche con cui ci stiamo confrontando. La prima è assolutamente una nuova e rinnovata capacità di guardarsi allo specchio per dirsi chi siamo oggi e chi vogliamo essere domani, e quindi provare a tracciare delle roadmap che siano sempre più precise anche se sempre più brevi. Quindi i famosi piani a 5 anni abbiamo visto che non funzionano più.
Secondo tema fondamentale è far uscire l'employer branding, quindi tutto quello che è il confronto tra il mondo del lavoro e il mondo dell'università, o comunque il mondo, diciamo, il mondo del lavoro e il mondo dell'università dalla dimensione risorse umane, quindi dalla funzione risorse umane, e rendere questa dimensione più pervasiva nell'azienda, quindi coinvolgere le persone che in azienda vengono, insomma, sono poi le persone che assumono questi ragazzi in questo tipo di percorso, di progetto. Terzo elemento chiave su cui stiamo lavorando tantissimo è il tema del dialogo, quindi abbiamo in qualche modo trasformato quello che è un vecchio concetto, che è il concetto del feedback, in un concetto nuovo che è il dialogo, e che tiene dentro delle dimensioni in più rispetto al momento in cui ci confrontiamo, rispetto a una performance o rispetto a un risultato, e che quindi tiene dentro la dimensione delle aspettative chiare, la dimensione delle abitudini, e quindi come sono abituato a leggere, a valutare la realtà, la dimensione dell'alleanza, con tutto il grande tema della sicurezza psicologica che è diventata fondamentale. E infine il momento del talk, no? Quindi il nostro programma di dialogo l'abbiamo chiamato Chat, che racconta anche questo incontro tra l'ibrido e il fisico, quindi tra il remoto e il fisico, e racconta questi 4 elementi, no? Clear expectation, habits, alleanza e talk, quindi il momento del confronto. Ecco, questa ultima battuta mi dà là per chiedere quanto il lavoro, lo smart working, il lavoro da remoto possa diventare sia un vantaggio, ma anche, se vogliamo, uno svantaggio, nella misura in cui bisogna dialogare ed essere anche vicini, se vogliamo, anche fisicamente alle persone. Io non credo sia né un vantaggio né uno svantaggio. Io credo che la vera difficoltà oggi delle aziende, che poi vuol dire delle persone che nelle aziende lavorano, è quello di trovare un equilibrio sano tra queste due dimensioni. Abbiamo implementato un modello ibrido di nuovo modo di lavorare, dove però, se non esiste questo dialogo, sia il fisico che non funziona. Quindi la verità è trovare un equilibrio e provare a rispondere ai bisogni delle persone. Ecco perché l'altro tema che richiama la prima dimensione di cui vi accennavo, e quindi il fatto di guardarsi allo specchio e capire dove siamo e dove vogliamo andare, ha dentro un grande tema che è il tema dell'ascolto, no? Quello che noi abbiamo fatto soprattutto in questo periodo, scardinando un po' le abitudini, no? Dove le abitudini aziendali, dove le risorse umane hanno le risposte di fronte alle urgenze del momento, è quello di non avere risposte ma chiedere bisogni, quindi andare a mappare quelli che sono i bisogni delle persone in termini sì di bisogni, ma anche di risorse, e anche in termini di blocchi, cioè cosa oggi ostacola il tuo benessere nell'azienda e nell'organizzazione. La domanda sorge spontanea: quali sono i bisogni in questo momento più caldi? Sì, allora i bisogni più caldi in assoluto, questo per la nostra azienda, sono il tema dell'autonomia, e quindi in qualche modo il tema che rimette al centro il tema della fiducia, che poi ha il tema della responsabilità come altra faccia della medaglia. Secondo tema importantissimo, la deburocratizzazione, no? Il digitale in qualche modo taglia dei pezzi di quella che era la burocrazia nel senso più fisico del termine. E il terzo tema è il tema della vicinanza, quindi riuscire a gestire un'azienda grande, multinazionale, che ha tante sedi, ma anche tanti paesi che devono dialogare tra di loro in una maniera più efficace. Questi sono i 3 grandi temi su cui le persone ci chiedono di lavorare oggi.